Una domanda semplice. Diretta e apparentemente innocente ha iniziato a riecheggiare nei retroscena di Napoli negli ultimi giorni. Ma porta con sé un peso enorme per il presente e il futuro del club. Lukaku, resterai a Napoli. È questa la frase che Romelu Lukaku ha sentito ripetere più volte, non solo da giornalisti o tifosi, ma anche da amici stretti, persone del suo quotidiano e figure che seguono da vicino il suo percorso di recupero. E la risposta dell'attaccante belga, secondo quanto filtra dall'interno, è stata chiara, decisa e senza giri di parole. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento strategico sul nostro amato Napoli. Sempre attenti a ciò che accade lontano dalle telecamere. Perché è proprio in questi momenti silenziosi che spesso vengono prese le decisioni più importanti. Prima di andare avanti, rafforza il canale lasciando un like e iscrivendoti. Perché il tema di oggi riguarda leadership, fiducia. Recupero fisico è un nome che può ancora essere determinante in questa stagione. Romelu Lukaku è tornato in campo solo di recente, nell'ultima partita degli azzurri contro la Juventus. E per di più con un minutaggio limitato. Una scelta tutt'altro che casuale. Antonio Conte ha ribadito in più di una conferenza stampa che l'attaccante è ancora lontano dalla sua migliore condizione fisica. Il grave infortunio subito prima dell'inizio della stagione ha rallentato completamente il processo di preparazione del belga, interrompendo ritmo, condizione atletica e continuità di gioco. All'interno del club prevale la prudenza. Forzare Lukaku ora potrebbe compromettere non solo il resto della stagione, ma anche la sua fiducia. Per questo ogni passo viene calcolato, ogni minuto in campo è visto come parte di un percorso più ampio, studiato per recuperare il giocatore al 100%, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ciò che molti dimenticano è che Lukaku arriva a questo momento con aspettative enormi sulle spalle. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata che si è conclusa con la conquista dello scudetto. Un centravanti dominante, decisivo, rispettato dagli avversari e fondamentale all'interno del sistema di gioco. È inevitabile, quindi, il confronto con quel Lukaku, e questo pesa. Il giocatore ne è pienamente consapevole. Persone a lui vicine raccontano che la sua maggiore frustrazione non riguarda la concorrenza, le voci di mercato o le domande sul futuro, ma il fatto di non riuscire ancora a esprimere in campo tutto ciò che sa di poter dare. La pressione interna è alta, forse persino più di quella esterna. Ed è proprio in questo contesto che le voci di mercato hanno ripreso a circolare con forza. Come accade spesso quando un grande nome attraversa una fase di recupero, le speculazioni arrivano da ogni direzione. Club interessati, notizie contrastanti e interpretazioni affrettate alimentano i dubbi. I tifosi chiedono, i giornalisti insistono, gli amici vogliono capire. Lukaku, resterai a Napoli? Secondo quanto trapela dai retroscena, la risposta del belga è sempre la stessa. Ha fatto sapere al club, alle persone a lui vicine e allo stesso Antonio Conte che la sua intenzione è quella di restare a Napoli e rispettare fino in fondo il contratto triennale firmato con il Napoli. Non ci sono piani nascosti, né strategie parallele, né il desiderio di andare via in questo momento. Inoltre, Lukaku si sta mostrando sereno anche fuori dal campo. Sta vivendo bene la città, si sente accolto e a suo agio nell'ambiente napoletano. Chi lo frequenta quotidianamente percepisce chiaramente che la sua testa è concentrata su un unico obiettivo: ritrovare la migliore condizione e tornare a essere decisivo. L'attaccante sa di dover dimostrare ancora molto, soprattutto dopo l'infortunio. E vive questa fase come una sfida personale. Più che rispondere alle voci, Lukaku vuole rispondere sul campo. Vuole tornare a incidere, fare la differenza e ripagare la fiducia che il club e l'allenatore hanno riposto in lui. Ora il dibattito è aperto tra i tifosi del Napoli. Secondo te, Lukaku può ancora essere decisivo in questa stagione quando sarà al 100% della condizione fisica? Pensi che la pazienza del club e della tifoseria sia la strada giusta o credi che il Napoli debba cercare alternative immediate? Voglio conoscere la tua opinione, quindi lascia un commento qui sotto e partecipa alla discussione. E se vuoi sostenere il canale e rafforzare questo lavoro indipendente, valuta l'idea di inviare un super thanks. Il tuo supporto aiuta concretamente a continuare a portare analisi approfondite, informazioni di retroscena e tutte le novità sul nostro Napoli.